Il sindaco di Oppolo Giancazio, Giuseppe Portella, è stato ieri impegnato nella distribuzione di mascherine ai suoi concittadini. Portella, in un suo comunicato stampa, ringrazia la sua comunità per il comportamento avuto in questi giorni difficili. Giuseppe Portella afferma: abbiamo rispettato le regole e vi esorto a continuare a rispettarle. Continuiamo a restare a casa. È l'appello che il primo cittadino lancia al nemico invisibile: l'unica cosa che non possiede sono le chiavi di casa nostra, quindi continuiamo a restare a casa. Oltre a un affettuoso saluto, vi comunico che da ieri abbiamo iniziato la distribuzione delle mascherine e porta a porta abbiamo raggiunto il maggior numero di persone. Abbiamo consegnato un kit con allegate le istruzioni d'uso, sperando di poterne procurare ancora per metterla a disposizione dei cittadini oppolesi. Giuseppe Portella invia anche un ringraziamento particolare alle persone che si sono impegnate nella realizzazione e la donazione di questi dispositivi. Vi informo altresì che, tempo permettendo, sarà avviata una nuova sanificazione, la cui data sarà successivamente comunicata. Il ringraziamento del sindaco Portella viene anche esteso a tutti coloro che si sono adoperati nel mettere a disposizione mezzi ed energie, ringraziando ancora i volontari per la preziosa collaborazione, esortandoli ancora una volta a restare a casa.